Anche a centinaia di chilometri di distanza, in piena notte, sono squillati i cellulari di servizio. Per le sezioni locali di protezione civile l'allerta è scattato immediato, in attesa di indicazioni più precise sui loro possibili interventi di supporto alle popolazioni terremotate. Un aiuto che appunto si concretizza nell'aver predisposto sin dalle prime ore di questa notte di aver allertato tutti i gruppi della protezione civile, così come anche l'associazione dei popoli psicologi che è associata alla nostra protezione civile di Padova, che è pronta a partire immediatamente non appena riceverà l'ordine e l'invito nel farlo da parte della prefettura su ordine da Roma. Ecco, ancora presto per consigliare alla cittadinanza come può aiutare in qualche modo anche questo supporto. Sì, man mano lo comunicheremo, non appena avremo informazioni più dettagliate, certamente attraverso appunto i nostri canali ufficiali sapremo dare tutte le indicazioni su come potremo essere ancora più operativi e vicini a tutte le persone tragicamente coinvolte in queste ore. Da parte di sindaci e amministratori di tutti i comuni del nord-est si sono succedute le testimonianze di cordoglio e solidarietà ai loro omologhi dell'Appennino ferito dal sisma. Mi voglio unire all'invito del nostro sindaco di Padova, Massimo Bitonci, all'invito al sindaco di Amatrice e a tutti gli amministratori dei comuni limitrofi di non perdersi d'animo, di non scoraggiarsi, ma che ricordino invece che i padovani sono al loro fianco.